Allora, cosa dice Alberto? Partiamo 1797, tsunami che ci riferiamo a Napoleone. Direi di sì che è un punto di partenza quasi Sì, obbligatorio, no? Perché sì, noi dobbiamo parlare della Venezia e del sì. Veneto austriaci e pochi sanno forse perché generalmente si è un pochino più aleatori che ci furono tre dominazioni austriache in tre momenti diversi, però tutto effettivamente parte da quel 12 maggio del 1797, perché cosa succedeva? Che dopo 1100 anni di storia gloriosa, insomma, la Serenissima dovette abdicare a se stessa. Mm. Gli eserciti napoleonici stavano invadendo il nord Italia e un po' con l'aggressione, un po' con la truffa, un po' con l'inganno, uno dopo l'altro le varie realtà politiche dovevano cedere e fatalmente in quell'anno i napoleonici giunsero anche nei pressi della laguna e obbligarono di fatto il patriziato veneto ad abdicare, a sopprimere la Serenissima e ad inaugurare una nuova fase storica con questa municipalità, questo governo veneziano, ma marionetta nelle mani dei giacobini francesi. E qui cominciava la prima dominazione francese, quel 12 maggio del 1797. È un periodo molto, molto difficile per Venezia e per i veneti perché sappiamo che in quel periodo i francesi misero un po' al sacco un pochino tutte le proprietà, tanto più che nel giro di pochi mesi Napoleone decise di firmare il trattato di Campoformio, perché poi i destini di Venezia e del Veneto si decidevano altrove, sui campi di battaglia, e quindi che sarà firmato il 17 ottobre dello stesso anno, del 97. E quindi i francesi, sapendo di dover cedere dopo pochi mesi quel prelibatissimo boccone che era Venezia, perché era da 1000 anni che nessun esercito straniero metteva piede in laguna, cosa fecero? Si portarono a casa fondamentalmente tutto quello che potevano, cioè attuarono una vera e propria politica di rapina, quindi nelle case dei borghesi, dei patrizi, e spogliarono il Monte di Pietà, che era la banca Sì. popolare del tempo, portarono via beni artistici a non finire, come sappiamo, e misero al sacco l'arsenale di Venezia, quello che poterono portare via lo portarono via, quello che dovevano lasciare lì proprio perché non finisse nelle mani degli austriaci venne distrutto. Vennero distrutti i simboli della religione, della tradizione, pensiamo a tutti i leoni di San Marco scalpellati, no? Tutti i leoni che Sì. vediamo adesso in Veneto, la stragrandissima maggioranza, sono rifacimenti successivi perché i francesi assoldarono degli scalpellini per eliminarli ovunque. E questo, per lasciare nelle mani dell'Austria fondamentalmente un cadavere, una città moribonda, cosa che effettivamente trovarono gli austriaci, perché dopo il trattato di Campoformio passò qualche mese per il passaggio delle consegne, però finalmente nel gennaio del 98 giunsero in laguna gli austriaci al comando del generale Oliviero von Wallis e trovarono di fatto una città moribonda, distrutta, un cadavere ambulante. E questa fu la prima dominazione degli austriaci e che non fu, dire, non fu molto felice perché naturalmente si trattava più che altro di far resuscitare un cadavere, così come l'avevano lasciata i francesi. E lo si poteva notare anche perché molti patrizi veneti, che di fatto non erano più patrizi perché erano stati esonerati con la soppressione della Serenissima, cominciarono ad emigrare nell'entroterra, e quindi magari nel Padovano, nel Veronese, nel Polesine, un po' perché non c'era più nulla che li tratteneva in laguna, perché ricordiamoci che i patrizi erano obbligati a prendersi cura della cosa pubblica e quindi ad incarnare dei ruoli politici importanti. Però venuto meno tutta quell'impalcatura istituzionale e secolare, anche i patrizi sono svincolati, molti vanno nell'entroterra, dove avevano delle proprietà, dove avevano delle ville anche bellissime, si prendono cura dei propri affari, dove magari non erano resi oggetto dell'ostilità popolare, perché ricordiamoci che la cittadinanza veneziana non perdonò facilmente alla classe aristocratica di aver svenduto, almeno così sembrava, così facilmente la città ai napoleonici, perché effettivamente Venezia, come sappiamo, imboccò la strada della neutralità disarmata
e di fronte al prepotente armato di turno, in questo caso Napoleone, non c'era nulla da fare, quindi dovette soccombere. Il doge, l'ultimo doge rimase a Venezia, quello sì, Ludovico Manin, Sì. 120° doge. Lui decise di rimanere a Venezia, però subì sulla propria pelle le conseguenze di questa decisione, perché prese casa un po', diciamo, verso le fondamenta nuove, un po' verso i bordi della città, usciva poco di casa, però quando usciva si rendeva conto che la cittadinanza nutriva come dire, sentimenti piuttosto ostili, o gli chiedevano semplicemente dei prestiti, ma delle volte insomma veniva insultato, delle donne a un certo punto dissero ma magari venisse ancora la peste perché moriremo noi, ma anche questi aristocratici ricchi che ci hanno venduto ai francesi. Ecco, questo era un po' il clima, no? Molto molto pesante, e questa era la città che trovarono gli austriaci quando giunsero per la prima volta a Venezia nel 98. Ecco, è anche vero che questa prima dominazione durò molto poco, perché poi, ripeto, i destini di Venezia si giocavano altrove, nei campi di battaglia in tutta Europa dove andava Napoleone, e in questo caso, pochi anni dopo, nel 1805, i destini di Venezia si giocarono nella battaglia famosissima di Austerlitz, la famosa battaglia dei 3 imperatori. Napoleone da una parte, che nel frattempo aveva fatto carriera, naturalmente era diventato imperatore dei francesi, e dall'altra parte l'imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco II, e l'imperatore dei russi, che si chiamava Zar, naturalmente, che era Alessandro I, e incredibilmente vince Napoleone. Una vittoria straordinaria dal suo punto di vista, che impone la soppressione addirittura del Sacro Romano Impero dopo 1000 anni di storia, e che con la pace di Presburgo obbliga gli austriaci a cedere nuovamente Venezia e il Veneto alla Francia. E quindi nel gennaio del 1806 tornano i francesi nuovamente in laguna con una seconda dominazione. E questo è veramente l'inizio della fine, perché Venezia viene aggregata al Regno d'Italia, quindi diciamo l'Italia del Nord sotto il giogo napoleonico, ma il Regno d'Italia aveva già una capitale, era Milano, e quindi Venezia viene declassata da città capitale, addirittura centro di un impero in qualche modo, come impero marittimo, come era nei secoli precedenti, a semplice città provinciale, più o meno dimenticata in laguna. E qui comincia, a dire il vero, la decadenza vera e propria, no? Quel mito romantico della Venezia decadente, melanconica, in declino, moribonda, quella Venezia che è stata anche in qualche modo esaltata in questo suo stato fatiscente, per esempio da alcuni grandi autori, penso a Lord Byron, no? Per fare un nome. Sì. Ecco, qui comincia questo mito, e comincia paradossalmente anche un certo afflusso turistico quando finiranno le guerre napoleoniche, per esempio Wagner, no? Per fare un grande nome, perché molte persone erano spinte erano incuriosite da questo mito decadente di Venezia, no? La grande città in declino, un po' come Babilonia, un po' come Gerusalemme. E in effetti Napoleone non fece nulla per rialzare le sorti della città durante questa seconda dominazione francese, anzi, siccome le guerre napoleoniche continuavano, il dazio di persone, anche di sangue, che dovette pagare il Veneto fu enorme. Cito solo un dato. Napoleone ad un certo punto, come è noto, si imbarca in questa campagna russa, no? Siamo nel 1812, sarà un disastro, e i Veneti un'armata enorme, 610.000 uomini, non si era mai vista un'armata di quel genere lì, e solo il Veneto partecipa con circa 30.000 uomini, tutti 30.000 giovani ragazzi che invece di fondamentalmente lavorare i campi dovettero essere arruolati di forza, e ne tornarono pochissime migliaia, quindi moltissimi poi morirono distanti da casa, e quindi un periodo estremamente duro, molto, molto aspro, che ebbe termine solo con la conclusione della parabola napoleonica. Perché poi in Russia, come sappiamo, Napoleone si scorna, partono in 610.000, tornano in meno di 100.000, per cui 500.000 giovani soldati provenienti da tutta Europa muoiono in Russia, un numero incredibile, fa venire la pelle d'oca, senza contare i russi, solo quelli dei Napoleone. E lì è l'inizio della fine, perché poi perde una serie di battaglie, fino a quando perderà la battaglia di Waterloo, 1815, l'ultima grande battaglia, verrà esiliato sull'isola di Sant'Elena, e a quel punto viene convocato, era già stato convocato a dire vero, il congresso di Vienna,
E nel congresso di Vienna si cerca di riconfigurare la cartina geografica europea un po' come era prima di tutti questi sconquassi napoleonici. Molti sovrani tornano sul proprio trono, però come è noto, la Serenissima non venne ricostituita, ma anzi venne consegnata all'impero austriaco, che la tenne gelosamente per sé. Del resto era secoli che gli Asburgo cercavano di mettere mano su Venezia, ma non c'erano mai riusciti. E quindi nel 1815, con una sovrana patente imperiale, finalmente Francesco I d'Asburgo, era l'imperatore austriaco, può decretare la nascita di una nuova realtà geopolitica, il Regno Lombardo-Veneto. Regno Lombardo-Veneto, c'era un re, come dice appunto il regno, il re era lo stesso imperatore, perché l'imperatore asburgico aveva decine e decine di titoli, ci si metteva un sacco di tempo a elencarli tutti nelle cerimonie ufficiali. Naturalmente il più importante era imperatore, ma tra i più importanti re del Regno Lombardo-Veneto, che nasce proprio in quel momento, nel 1815. Ecco, e per finire il discorso, poi vengo alle sue domande, qui comincia la seconda dominazione austriaca, che terminerà con la breve parentesi della rivoluzione di Daniele Manin. Siamo tra il 1848 e 49. Scoppia la prima guerra d'indipendenza in Italia, che non darà frutti sensibili, ma comincia ad aprire un percorso, e in concomitanza con questa prima guerra d'indipendenza Venezia si ribella. La prima città, una delle prime a dire il vero a ribellarsi, l'ultima ad arrendersi agli austriaci, subirà un assedio tremendo, poi però dovrà cedere perché sarà priva di alleati, e quindi terminato questo tentativo di ricostituire la seconda Repubblica di San Marco, questo aveva tentato di fare Daniele Manin, nel 1849 torneranno per la terza volta gli austriaci, con la terza dominazione, che proseguirà con vicende alterne, ma insomma, senza soluzione di continuità, fino all'anno fatidico, al 1866, quando appunto, come è noto, tutto il Veneto, Venezia compresa, verrà annessa all'Italia. Ecco, Certo. Queste sono le tre grandi dominazioni austriache. Tappe importanti, importantissime. Allora, Alberto, andiamo un po', ecco, ai primi momenti di Napoleone. Napoleone, appunto, come ha detto lei, il Trattato di Campoformio, ma perché la cede proprio Venezia all'Austria? Ecco, che in questo giro di questo passaggio un po' un po' curioso. Sì, molto controverso, perché erano in pochissimi a volere quell'operazione. Cosa succede? Che Napoleone ha sempre sfidato un po' la sorte, era un generale geniale da un lato e anche estremamente temerario, nel senso che lui non ragionava in termini di pareggio, ragionava in termini di, come dire, o vittoria o sconfitta. E lui riesce ad annettere, siamo tra il 96 e il 97, 1700, riesce ad annettere gran parte del nord Italia, e vedendo che inanella una vittoria dopo l'altra si spinge verso Vienna addirittura, e arriva anche abbastanza vicino, si ferma a un centinaio di chilometri da Vienna. Poi si ferma perché semplicemente non aveva più la forza per continuare, perché la filiera dei rifornimenti era lunghissima, cominciava a perdere degli uomini, i rifornimenti arrivavano, non arrivavano, gli austriaci comunque cominciavano a barricarsi per difendere la capitale, e si rendeva conto a quel punto lì che non aveva la forza né per proseguire verso Vienna, ma neanche per ritirarsi, perché nel frattempo stavano scoppiando le famose insorgenze napoleoniche un po' ovunque alle spalle, nel Veneto, nella Lombardia, nel Trentino, proprio a Verona con le Pasque veronesi, cioè il popolo era in sommossa e non aspettava altro che Napoleone facesse un passo falso per potergli chiudere la strada e annientarlo. E rendendosi conto di essere in trappola, non poteva né proseguire né arretrare, ha quest'idea politicamente geniale. Qui è il Napoleone politico che emerge più che il militare, e offre all'Austria una pace. Naturalmente però bisognava mettere qualcosa sul piatto della bilancia, perché mai l'Austria avrebbe dovuto accettare la pace. E cosa poteva mettere sul piatto della bilancia? È proprio gli ex territori della Serenissima, e quindi parliamo di buona parte della Lombardia, Brescia, Bergamo, il Veneto, il Friuli, l'Istria, e tutti quei territori che da secoli erano nelle mire degli Asburgo avrebbero potuto finalmente essere incamerati. Naturalmente però gli Asburgo dovevano cedere qualcosa. E cosa avrebbero potuto cedere? Tra le varie cose, per esempio la Lombardia. La Lombardia era austriaca dagli inizi del 1700,
e era stata conquistata da Napoleone e gli Asburgo accettano sostanzialmente, Sì. incamerano tutti i territori della ex Serenissima e cedono un territorio che avevano già perduto, a dire il vero, che era la Lombardia, che poi diventerà la Repubblica Cisalpina. E questo scambio Napoleone lo fa contro la volontà di tutti fondamentalmente, perché nessuno in Veneto avrebbe voluto questo scambio, i veneti volevano rimanere liberi e indipendenti, ma bisognava combattere prima, ormai era troppo tardi, ma lo stesso direttorio francese, quindi i 5 ministri che in quel momento avevano in mano il potere, erano contrari a questo scambio per una serie di motivi geopolitici ma anche ideologici, ma Napoleone stava vincendo, aveva l'esercito con sé, sapeva che se voleva continuare a contare qualcosa doveva imporre se stesso sulla scena internazionale, mantenere la fedeltà dell'esercito, e quindi decise di firmare, altrimenti sarebbe stato facilmente annientato in quella situazione in cui descrivevo prima, e quindi decide di firmare questa pace e di uscirne a testa alta come il grande generale vincitore che addirittura impone la pace all'Austria, con grande scorno dei governanti francesi, con grande delusione di quei, a dire il vero, pochi patrioti, venivano chiamati così veneti, che ambivano che avevano creduto nelle promesse napoleoniche, nelle parole d'ordine di libertà e di quant'altro, e si torna alla logica del vecchio regime degli scambi territoriali. Ecco, ovviamente era un passo provvisorio, però che consentì a Napoleone di salvarsi in un momento estremamente critico e di poter proseguire nella sua fase espansionistica ancora per molti anni. Certo, diabolico anche dal punto di vista politico, come ha detto lei, Alberto, quindi insomma il genio c'era sia nel campo militare che nel campo politico. E allora, Alberto, andiamo un attimo poi a quello che è la tappa, insomma, fondamentale, 1815, ecco, è una Venezia svuotata dal punto di vista della direzione, delle autorità, insomma, queste municipalità. Proprio Venezia sembra quasi sfumare questa grande potenza, questa grande repubblica che così si scioglie, sfuma come nulla e arriva in forma disastrosa. È successo proprio così? Ma allora i primi anni furono durissimi, perché nel 1815 Napoleone esce di scena, però era da 20 anni che tutta l'Europa era letteralmente sconquassata da queste guerre, prima dei rivoluzionari francesi, poi di Napoleone, che avevano completamente stravolto lo scenario politico, e per cui specialmente in Veneto poi si combatterono diverse battaglie in Veneto, perché Napoleone cacciò gli austriaci dal Veneto, ma il Veneto poi fu anche territorio in cui gli eserciti continuavano a passare e a riattraversare i vari territori, per cui fu una regione particolarmente colpita dalle guerre, senza contare tutti quei giovani appunto che dovettero partire per la Russia e non solo, senza mai tornare. Per cui se noi mettiamo insieme tutte queste cose, no? Un sistema plurisecolare che funzionava bene, quello della Serenissima, che crolla. Quindi crolla un sistema politico, crolla un sistema economico, e quando crollano questi grandi sistemi, pensiamo mutatis mutandis all'impero romano, no? Il periodo successivo è sempre piuttosto buio, perché si tratta di ricostruire tutto da zero, e quindi c'è un tempo fisiologico di ripresa che è ineluttabile. Certo. E se a questo aggiungiamo 20 anni di guerre e giovani che partono e non rientrano, se poi aggiungiamo anche una serie di congiunture sfortunate, perché a partire da quel 1814-1815 ci sono una serie di inondazioni, c'è una pesantissima carestia, si diffondono pestilenze, pensiamo per esempio al colera, ecco, il Veneto, che appunto viene preso dagli austriaci in questa seconda dominazione, dal secondo congresso, dalla seconda dominazione in poi, è un Veneto, insomma, che è veramente, era un cadavere. Distrutto. C'è anche, e ci metterà molti anni a riprendersi, perché da un punto di vista economico le cose cominciano a migliorare anche nettamente, però cominciano a migliorare alla fine degli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40, per cui passano circa 20 anni, ecco, sono 20 anni di crisi nera. Dopo c'è da dire che con la ripresa
politica ed economica del Lombardo-Veneto, perché dopo le due regioni vanno avanti insieme, insomma, no, condividono lo stesso destino, c'è da dire che le cose appunto migliorano nettamente. Un dato interessante che è poco conosciuto ma che ritengo estremamente significativo è questo, che la Lombardia e il Veneto erano rispettivamente la seconda e la terza regione più ricche di tutto l'impero austriaco e tra l'altro vicinissime tra di loro, praticamente un livello di ricchezza praticamente uguale. Parliamo di reddito pro capite. La regione più ricca in assoluto era la Bassa Austria, che è la regione circondante Vienna, che è la capitale dell'impero, e insomma si può ben capire perché fosse la più ricca. Ma la seconda e la terza regione, che ripeto praticamente a pari passo con la seconda, erano la Lombardia e il Veneto. Solo dal Lombardo-Veneto le casse di Vienna assorbivano recepivano meglio un terzo dell'erario, cioè tutte le tasse, tutti gli introiti che giungevano a Vienna, un terzo proveniva dal Lombardo-Veneto. E questo ci fa capire intanto la ricchezza di quel territorio, non appena superata la crisi della guerra già al tempo, e poi perché fosse così importante per gli austriaci. Tanto è vero che una delle prime cose che faranno gli austriaci sarà quella di fortificare il territorio, in particolar modo con il famoso quadrilatero che ricordiamo un po' tutti, no? Quindi la creazione di queste 4 grandi piazzeforti, che erano Peschiera sul lago di Garda, Mantova sul Mincio, Verona e Legnago, e tutta una serie di forti nell'inframezzo che avrebbero dovuto rendere impenetrabile quel territorio. Ecco, gli austriaci ci tenevano molto, investirono moltissimo per la ripresa economica del Lombardo-Veneto, ci riuscirono a partire da fine anni 30, inizio anni 40. E se vogliamo c'è un'opera simbolica che dice in sintesi questa volontà di ripresa, no? Che è la famosa ferrovia ferdinandea. Dà il nome dell'imperatore Ferdinando. Imperatore Ferdinando che governa dal 1835 al 48. Nel 48, come noto, scoppiano rivoluzioni ovunque, c'è la prima guerra d'indipendenza, Ferdinando dovrà abdicare, al suo posto prenderà il potere il famoso Francesco Giuseppe, chiamato anche per gli amici in maniera simpatica il Cieco Beppe, come si suol dire. Ecco, comunque questo Ferdinando, anche se poi è passato alla storia per essere un imperatore piuttosto debole, non proprio lucido di mente, però qualcosa di buono lo fece, insomma, cioè sotto il suo regno venne creata questa ferrovia ferdinandea. Cos'era questa ferrovia? Era questo grande progetto ferroviario realizzato che doveva unire le due capitali del Lombardo-Veneto, e quindi Venezia e Milano. Ci si mise molti anni. Naturalmente per unire in treno Venezia e Milano bisognava anche coprire il tratto della laguna, evidentemente, perché Venezia sorge su una serie di isole, no? Non è legata, non era unita alla terraferma. Ed è proprio in quel momento lì, siamo all'inizio degli anni 40, che viene gettato questo ponte sulla laguna. Attualmente si chiama Ponte della Libertà, no? Sono circa 4 chilometri, se non sbaglio, su cui correva la ferrovia, che doveva unire appunto Venezia, tutti i territori nell'inframezzo, fino a Milano. Ma non solo questa ferrovia, ma vennero fatti anche tutti i lavori circostanti, per cui si crearono delle strade, si crearono dei canali per meglio unire i vari fiumi, il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Po, erano tutti collegati. Da Venezia si poteva arrivare fino a Milano, fino a Pavia in nave, ma dopo venne potenziato anche il porto di Venezia, perché l'idea giustamente era sistematica. È inutile investire tanto solo su un elemento se tutti gli altri poi fungono da collo di bottiglia, no? Bisogna creare un sistema che funzioni nella sua interezza, per cui viene potenziata la portualità di Malamocco, siamo sul Lido, e viene potenziato l'arsenale in modo tale che Venezia potesse da un lato recepire molte più merci nel proprio porto che tra l'altro venne anche reso porto franco, e quindi lì si poteva comprare e vendere senza pagare dazio, era un altro strumento molto intelligente per attrarre capitali, attrarre commercianti, e attratti capitali, attratti le merci nel porto, a quel punto lì potevano anche essere facilmente sdoganate un po' ovunque attraverso la ferrovia. Ecco, fu un progetto di ampio respiro che tutto sommato funzionò, perché anche solo guardando i dati
del tonnellaggio di navi entranti nel porto di Venezia, si vede che in questi anni, dall'inizio degli anni 40 in poi, c'è proprio un picco, quindi una ripresa del commercio, una ripresa delle attività economiche e in qualche modo anche una rinascita di Venezia e del Veneto, che pur sotto il gioco dello straniero però stava rialzando la testa e cominciava a, come dire, cominciava sì, ad avere un po' più consapevolezza di se stesso e a rinascere. Poi però sarebbe scoppiata di lì a poco la prima guerra d'indipendenza nel 48 che fece ripiombare tutto quanto al punto iniziale. Certo, abbiamo il nostro Daniele Manin, insomma, che prende in mano la situazione e quindi c'è questo anno e mezzo di tentativo di ritornare alla Repubblica, ma non succede. Però dal punto di vista, Alberto, burocratico, ecco, si racconta, insomma, sono tante citazioni, l'Austria ha amministrato bene, l'Austria era severa ma puntuale, era efficace, le riforme dal punto di vista sociale, insomma, la scuola, la sanità, la polizia locale, questi aspetti qui erano, cioè la popolazione era anche, diciamo, soddisfatta dell'amministrazione austriaca. Sì, allora tutto sommato sì, diciamo che dal 1815, quindi appunto inizio della dominazione, fino al 48, il 48 è uno spartiacque, e i nemici dell'Austria erano molto pochi, tutto sommato, erano coloro che si riunivano nelle famose società segrete, nella carboneria, nei federati a Milano, a Venezia ce n'erano molto pochi, era più che altro l'ambiente della marina che a Venezia catalizzava alcuni dissensi, per esempio i fratelli Bandiera famosi, che poi moriranno e quindi saranno considerati martiri della causa risorgimentale, erano due ufficiali della marina veneziana, però la stragrande maggioranza della popolazione tutto sommato manifestava il proprio consenso perché le cose funzionavano. La burocrazia, ecco, citava la burocrazia, sì. È vero, ha inquadrato bene, la burocrazia era un po' pesante perché era molto accentratrice e quindi rallentava i procedimenti. Questo era inevitabile perché ricordiamo che l'impero austriaco era un impero multinazionale. C'erano ovviamente gli austriaci, c'erano gli italiani, c'erano gli slavi, c'erano i polacchi, c'erano i cechi, c'erano gli ungheresi, quindi realtà culturali molto diverse e bisognava per forza di cose, per far funzionare la macchina imperiale, omologare i protocolli del funzionamento della macchina amministrativa. E quindi tutta la corrispondenza da Vienna e per Vienna era in tedesco, per esempio, dopo doveva essere tradotta e questo implicava un certo tempo, erano abbastanza veloci ma rendeva tutto più macchinoso. Dopo è anche vero che gli austriaci avevano un po' la mania di voler controllare un po' tutto, per cui questo rendeva più pesante la macchina, però tutto sommato era efficace. Ecco, io direi così, non era estremamente efficiente perché era un po' lenta, però era efficace, a suo tempo ma arrivava, era puntuale. E, per esempio, faccio solo un esempio, sotto l'Austria, sotto questa seconda dominazione austriaca, viene ricostituito il catasto e quindi si cerca di capire quali proprietà fossero di chi, in che modo potessero essere tassate. Questo naturalmente rendeva più efficiente il fisco e quindi il prelievo fiscale e anche più equo perché si richiedeva un maggiore sforzo a chi più possedeva e un minore sforzo a chi possedeva meno. Ricordiamo che in questo periodo c'era una fortissima concentrazione di terreni nelle mani di pochi. Si calcola che più o meno l'1% della popolazione, parlo del Lombardo-Veneto, detenesse la metà della terra, quindi parliamo di concentrazioni molto molto importanti e che era anche giusto e inevitabile che venissero tassate più degli altri, no? E questo crea un certo malumore presso i possidenti perché nessuno è contento di essere tassato, ovviamente né allora né ora, però è anche vero che crea un certo consenso in tutti gli altri che erano il 99%, che vedono una pressione fiscale più equa. E poi comunque se guardiamo quello che succedeva nel rimanente territorio italico le cose non andavano molto meglio, anzi generalmente erano ben più inefficienti. E un'altra cosa che fece per esempio la burocrazia asburgica simpatica fu quella di controllare, e venne istituita una commissione araldica per controllare se tutti gli ex patrizi che dicevano di essere tali lo fossero veramente, perché cambia il sistema, crolla il patriziato veneto e molte famiglie rivendicano il proprio titolo nobiliare.
venendo assorbiti nell'impero asburgico, l'impero asburgico già aveva ovviamente una sua aristocrazia con delle regole un po' diverse, per cui i vari nobili, sia veneziani sia dell'entroterra, non potevano rivendicare il proprio titolo, ma dovettero chiedere la conferma, in modo tale che fosse chiaro che il riconoscimento dell'aristocrazia passasse attraverso anche qui il controllo centralistico di Vienna. E molti lo fecero e ottenerono un nuovo titolo, dovettero rinunciare all'antico titolo tipicamente dei patrizi che era nobilomo, che era tipico di Venezia, e dovettero aggiungere un prefisso al proprio cognome che non era il von, perché quello è tipico tedesco, von Metternich, von Bismarck, ma in Italia divenne il de. Quindi il de era come dire, il segnale linguistico, no? Esatto, che diceva la particolarità. Dopo è anche vero che le famiglie più ricche potevano eventualmente comprare titoli nobiliari più altisonanti, e quindi se si sborsava una certa quantità di denaro si poteva diventare conti, e se se ne sborsava una quantità ancora maggiore, ma furono molto pochi a fare, addirittura principi. Ecco, per cui si ricrea un'aristocrazia all'interno dell'aristocrazia, anche in base al tenore personale, naturalmente. Certo. Ecco, poi detto questo, c'erano molte altre cose che effettivamente erano un lustro per il Lombardo-Veneto, perché pensiamo per esempio alle riforme sociali che lei citava giustamente, la scuola. Ecco, io l'ho scoperto anche recentemente, dico la verità, ma nel Lombardo-Veneto vigeva una legge per cui c'era l'obbligo scolastico per tutti, maschi e femmine, dai 6 ai 12 anni. È una scuola che funzionava perché a livello di analfabetismo nel Lombardo-Veneto si era tra i più alfabetizzati non solo d'Italia ma anche d'Europa. E questo l'Austria riuscì a ottenerlo in parte appunto per l'efficacia della sua burocrazia, riuscì a ben organizzare il sistema, ma anche perché si appoggiò saggiamente alla struttura ecclesiastica, quella delle parrocchie. I sacerdoti erano persone istruite, erano persone mediamente colte. Se si trattava di, far scuola in una pieve, in una parrocchia, anche dispersa chissà dove in campagna, si riusciva a introdurre ai ragazzi alle nozioni basilari, no? Quindi leggere, scrivere, far di conto, e l'obiettivo venne centrato. Addirittura vennero istituite delle scuole serali per gli adulti che introducevano alle prime nozioni tecnico-scientifiche. Però ecco, l'aspetto scolastico e della formazione venne particolarmente curato dall'Austria, quindi dal Regno Lombardo-Veneto, e i risultati si videro come, con, a dire il vero, un certo scorno dei liberali patrioti, cioè di coloro che vedevano l'Austria come fumo negli occhi, no? Che volevano far di tutto per cacciarla dall'Italia, i quali pure dovevano ammettere che, per esempio, il sistema scolastico tutto sommato funzionava, pur appoggiandosi alle parrocchie, laddove sappiamo che il risorgimento, no? Quelle poche elite liberali che spingevano per l'unificazione italiana erano anche fortemente anticlericali, per cui c'era un doppio smacco, l'Austria-Ungheria in appoggio alle parrocchie, che riescono comunque a produrre un sistema scolastico invidiabile. Certo. Ecco, la scuola, ma non solo, per esempio anche la sanità la sanità pubblica era gratuita. Ecco, non immaginiamocela come la nostra, ma tutti i medici che si laureavano, quindi che venivano prodotti nel Lombardo-Veneto per legge, i primi 3 anni erano alle dipendenze dello Stato, che decideva dove spedirli e dove insediarli per almeno 3 anni. E quindi anche nei diversi paesi di campagna, quelli abbarbicati sulle colline o in montagna, se possibile ricevevano un medico fresco di laurea, per carità non aveva grande esperienza, ma meglio di niente naturalmente, che aveva pagato dallo Stato, che aveva l'obbligo di curare gratuitamente la popolazione. Ecco, anche questo insomma fu una riforma lungimirante, no? O per esempio, ecco, cito l'ultimo esempio, gli orfani, i cosiddetti trovatelli. Per secoli se ne era preso cura la Serenissima. Se andiamo a Venezia, tra l'altro vicino alla chiesa della Salute, della Pietà, vicino alla chiesa della Pietà esiste ancora una porta girevole, la ruota dei Trovatelli, è una delle poche che esiste ancora in Italia, ce n'è un'altra a Firenze,
E caduta la Serenissima, cosa succede? Che è il Regno Lombardo-Veneto che si prende cura di questi trovatelli. Allora, quelli di indole più forte, meno docile, li mandano direttamente nella marina a fare i marinai, a fare i soldati, così lì avrebbero imparato la disciplina, avrebbero anche potuto mostrare il proprio valore, il proprio carattere quando richiesto, mentre gli altri li affidavano a delle famiglie o di contadini o di artigiani che li crescevano come i propri figli, gli insegnavano un lavoro e poi li riconsegnavano alla società, come dire, già professionalmente preparati. Naturalmente queste famiglie ricevevano però una retta annuale dallo Stato, c'era lo Stato che si faceva carico della crescita e delle spese di queste new entry nelle famiglie. Ecco, tutta una serie insomma di provvedimenti che contribuirono a rendere il governo austriaco, sì è vero, severo, una giustizia severa, una giustizia improntata alla disciplina, però anche efficace, insomma, vicino alle persone sì, e capace di far attenta, ripartire l'economia. certo, attenta al sociale, che non era, adesso sembra tutto per noi discorsi un po' così scontati, ma all'epoca erano veramente delle grandi conquiste. E forse, ecco, ha detto una cosa importante Alberto, questa obbligatorietà della scuola, c'è un po' l'eredità della Maria Teresa, insomma, questa imperatrice straordinaria, quindi insomma anche lei ha contribuito appunto a rendere la scuola a portata di tutti. Andiamo un po', ecco, sì, ce la facciamo. Allora, prima guerra d'indipendenza, sembra che tutto vada bene, però per Manin non andava tutto bene. Cosa l'ha spinto Alberto a fare questa insurrezione? Diciamo che siamo nel 1848, Venezia segue lo spirito dei tempi, tutta l'Europa era in rivolta, comincia a Palermo, a dire il vero, nel gennaio del 48, poi segue Parigi nel febbraio dello stesso anno, poi segue, ecco questa è una data che ci interessa, segue Vienna. Il 13 marzo del 48 Vienna, il centro dell'impero, è protagonista di tremende sommosse popolari che chiedevano che cosa? Quello che chiedevano un po' tutti i rivoluzionari in quel momento, che erano liberali, e cioè una Costituzione di carattere liberale. Quindi mettere un freno all'assolutismo dei governanti, dare maggior peso politico, se non a tutto il popolo, quantomeno alla borghesia, perché si parlava ancora di suffragio censitario, e garantire alcuni diritti individuali minimali. Ecco, quindi mettere un freno al potere e dare più peso almeno alla parte più dinamica del popolo. Questo in estrema sintesi si domandava in Europa e questo domandavano i viennesi. Ovviamente con la ribellione di Vienna a cascata si ribellano un po' tutte le grandi capitali che erano sottoposte agli Asburgo, quindi si ribella Budapest in Ungheria, si ribella Praga, si ribella Berlino non era sotto gli Asburgo ma è sempre il mondo germanofono e non potevano non ribellarsi le due capitali del Lombardo-Veneto. Prima Venezia, a dire il vero, la ribellione comincia il 17 marzo, era appena giunta la notizia, c'è un mercante francese che giunge a Venezia e porta con sé la notizia, sapete che a Vienna pochi giorni fa, il 13 marzo, è scoppiata una ribellione e quella è la scintilla che fa scoppiare un po' la polveriera, i veneziani scendono in piazza e chiedono a gran voce la liberazione di due leader politici che avevano catalizzato il consenso patriottico e anti-austriaco fino a quel momento, che erano appunto Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Vengono liberati e il giorno dopo, il 18, si ribella anche Milano con le famose 5 giornate, però ormai il clima è esplosivo, gli austriaci, erano anche pochi gli austriaci a Venezia, avevano più o meno 1000 uomini, 1000 militari, non tantissimi, perché non si aspettavano una rivoluzione, perché ripeto, tutto sommato il clima era buono. Per esempio, negli anni precedenti la giustizia austriaca, sempre molto puntuale, aveva comminato delle condanne a morte, ma erano sempre state mutuate in carcere duro e non ci fu nemmeno una condanna a morte realmente eseguita fino al 48, perché si cercava di creare un modus vivendi in cui insomma tutti quanti potessero avere una certa soddisfazione, insomma, o non avere troppi motivi di rancore. Nel 48 invece un po' improvvisa scoppia questa ribellione e gli austriaci erano pochi, i comandanti militari della piazza erano anche abbastanza deboli, forse non all'altezza in quel momento, e in 4 e 48 capiscono che non tira buon aria e decidono di ritirarsi a Trieste. E a quel punto
A quel punto la guerra prosegue, perché poi entra nella guerra anche Carlo Alberto del Piemonte, che però perderà, e i veneziani invece decidono di resistere fino alla fine e sanno che devono subire un assedio, perché a un certo punto rimangono gli unici a combattere contro gli austriaci, ma si aspettavano prima degli aiuti dalla Francia, poi dall'Ungheria, ma erano tutte utopie. E in quell'occasione, dove appunto Venezia per molti mesi rimane sotto assedio, venne anche fatto saltare una parte, almeno 200-300 metri, il ponte ferroviario di cui parlavamo prima, no? Per evitare agli austriaci una facile conquista della città. Però gli austriaci a questo punto usano l'artiglieria. Pensi che nell'arco di 20 giorni gli austriaci fanno piovere qualcosa come 23.000 bombe sulla città di Venezia, e alcune di queste le si possono vedere ancora incastonate negli edifici o nelle chiese della città. E poi scoppia un'epidemia di colera, e a quel punto Manin si rende conto che non c'è più nessuna speranza. Morivano tra le 3 e le 400 persone al giorno negli ultimi momenti dell'assedio, tremendo, e quindi firma la capitolazione. E lui e una serie di altri, una quarantina di persone, vengono proscritte, quindi hanno salva la vita, però devono abbandonare Venezia. E a quel punto gli austriaci tornano per la terza volta a Venezia, e qui le cose cominciano a mettersi un po' male, almeno inizialmente, perché viene nominato come governatore militare e civile al tempo stesso. Era la prima volta che venivano unite queste due cariche nel Lombardo-Veneto, il famosissimo feldmaresciallo Radetzky. Sì. Aveva 82 anni, ma aveva una forza incredibile, un carisma incredibile, era anche una persona molto rigida, molto severa, molto dura, e decise, ecco, se non proprio di attuare una politica punitiva nei confronti di Venezia, però una politica molto dura, quantomeno per recuperare il controllo della città. E poi anche qui si trattava di far ripartire l'economia, e in qualche modo ancora una volta Venezia si sarebbe ripresa, ma doveva passare qualche anno. Brutto periodo. Chiaro che dopo questa esperienza ormai i rapporti con gli austriaci erano definitivamente rovinati, e quindi si aspettava l'occasione buona per potersi liberare definitivamente. Andiamo al secondo round, seconda guerra indipendenza, 1859-1860, qui Alberto? Qui cosa succede? Che in questo caso, in quel 1859, qui sappiamo è Cavour il protagonista della situazione, perché riesce a far cadere l'Austria in un tranello, la provoca in tutti i modi. Gli austriaci sono gli austriaci a dichiarare guerra al Piemonte, senza sapere che nel frattempo il Piemonte si era alleato con la Francia di Napoleone III, per cui non appena gli austriaci dichiarano guerra al Piemonte, si ritrovano dall'altra parte del Ticino, che era il fiume che marcava il confine tra la Lombardia e il Piemonte, non solo i piemontesi, ma anche l'esercito ben più strutturato e agguerrito di Napoleone III. E questa fu un'amara sorpresa per gli austriaci, che incassarono una sconfitta dopo l'altra e dovettero rinunciare alla Lombardia, quindi a metà del regno lombardo-veneto, e questo già nell'estate del 59. Ecco, poi la guerra prosegue, Garibaldi andrà in Sicilia, ci sarà l'unità d'Italia l'anno successivo, tra il 60 e ufficialmente nel 61. E questo per Venezia è un brutto colpo, perché, ripeto, il Lombardo-Veneto era una realtà geopolitica integrata che era estremamente ricca, pur nelle vicissitudini, insomma, della storia e delle guerre, però era una delle regioni più ricche dell'impero. Ecco, rinunciare alla Lombardia significava per i veneti rinunciare a tantissime occasioni di commercio, di scambio e di ricchezza, naturalmente. E questo era chiaro anche all'imperatore Francesco Giuseppe, il quale pensava di bypassare il problema costruendo un altro tratto di ferrovia, del Brennero, da Bolzano fino a Verona, in modo tale da fare di Venezia una nuova porta col Levante, per assorbire quante più merci possibili dall'Adriatico e trasmerciare poi non più nel centro Italia, perché ormai era diventato parte dell'Italia, appunto, ma nel mondo germanofono. Peccato però che in quel periodo tra l'Austria e il mondo tedesco, soprattutto prussiano, aumenta la tensione, perché venne nominato come cancelliere Otto von Bismarck, che appunto crea una lega doganale
crea tensione tra le due realtà politiche, infatti poi ci sarà una guerra, e quindi questo progetto sfuma e il Veneto si ritrova un po' a leccarsi le ferite, perché il Veneto faceva comodo alla Lombardia e la Lombardia faceva comodo al Veneto. Adesso erano spaccati in due ed era un grosso problema, e a Venezia comincia anche a cambiare il clima, si comincia a fare resistenza passiva, non violenta, chiamiamola così. Si era capito che una rivoluzione era impossibile e il tentativo del 48-49 era fallito. Si comincia a fare una resistenza di tipo, diciamo, culturale e sociale, cioè tutte quelle iniziative che venivano proposte dall'alto, dalle autorità austriache in Veneto e Venezia, venivano boicottate. In particolar modo quelle che avevano a che fare con i divertimenti, con i teatri, con i concerti, con gli eventi di costume, in modo tale da isolare gli austriaci fisicamente e creando il vuoto attorno. Per esempio la Fenice chiude i battenti in quel 1859 per protesta, era un teatro molto frequentato anche dagli austriaci, ci sono pressioni da parte delle autorità austriache affinché la Fenice riaprisse, ma qui la resistenza dei veneziani invece tenne duro e tenne i battenti chiusi fino al 66, quando poi Venezia e il Veneto diventano italiani. E arriviamo al 66, ecco, all'ottobre, 22 ottobre c'è questo plebiscito e arriviamo con uno spirito, diciamo, di passare sotto il Regno Savoia, no? Questo era un po' il clima. Sì, allora esatto, nel 66 cosa succede? Che scoppia la terza guerra d'indipendenza, e questa volta è una guerra che segue vicissitudini internazionali, in questo caso la guerra tra la Prussia e l'Austria, perché dicevo prima che da quando venne nominato cancelliere Bismarck all'inizio degli anni 60 la Prussia mira a strappare l'egemonia austriaca sul mondo germanofono, e in quel 1866 scoppia la guerra. Bismarck tesse le sue alleanze e sa bene che gli italiani mordono il freno per poter annettere quantomeno anche il Veneto. Sul Trentino, su Trento e Trieste, insomma, ci si riaggiornerà nella prima guerra mondiale. Nel frattempo era il Veneto quello a cui si ambiva. Per cui l'Italia, che era appena nata come è stato, era nata nel 61, già dopo 5 anni si ritrovava alleata della potenza militarmente più forte d'Europa, che era la Prussia in quel momento, e la Prussia sconfigge gli austriaci in una serie di battaglie, soprattutto la battaglia di Sadova, e gli italiani cercano di fare una guerra parallela per dividere l'esercito austriaco, no? Perché gli austriaci dovevano dividersi nel conflitto con i prussiani a nord e con gli italiani a sud. Però qui, ecco, l'Italia, insomma, era uno stato appena nato, non dà una grande prova di se stessa, perché perde 2 grandi battaglie, una terrestre, quella di Custoza, siamo nel Veronese, e l'altra navale, quella di Lissa. Tra l'altro, in entrambi i casi contro un esercito composto in gran parte da veneti. Soprattutto la battaglia di Lissa, quella navale, fu una battaglia combattuta contro la marina austriaca, ma i cui equipaggi erano veneti, dalmati, istriani. La lingua, se non ufficiale, ma di fatto parlata da tutti gli equipaggi e spesso anche dai comandanti, era proprio il veneto. Gli ordini in teoria dovevano essere impartiti in tedesco, di fatto venivano impartiti in veneto. Ecco, per cui diciamo, l'esercito italiano neonato perde 2 battaglie, però vince Bismarck a Sadova contro l'Austria e a quel punto impone all'Austria di cedere il Veneto all'Italia, con grandissimo scorno per gli austriaci, perché mettiamoci nei loro panni, avevano vinto 2 volte, no? E quindi per loro era inammissibile cedere un territorio, però Bismarck imponeva questo. Per evitare l'umiliazione, l'Austria decide di cedere formalmente il Veneto alla Francia, la quale poi subito dopo lo rigira all'Italia, proprio per evitare l'umiliazione del passaggio delle consegne direttamente dagli austriaci agli italiani, perché gli austriaci avevano vinto 2 volte sul campo. Ecco, e ci sarà quel plebiscito. I plebisciti, insomma, in questo periodo risorgimentale erano un pro forma, perché finiscono tutti come dovevano finire. Anche in questo caso la stragrandissima maggioranza, più del 99% dei veneti segnerà sì
sulla scheda, e quindi sì. l'Italia verrà annessa al Veneto. E così finisce anche la terza dominazione austriaca. Certo, veloce, è stata velocissima, quindi la più veloce forse, e quindi insomma si chiude un po' il cerchio, ecco, 1866.